In Veneto 7 cittadini su 10 tra lavoratori dipendenti e pensionati rischierebbero di veder salire la tassazione sui loro redditi se passasse la proposta di applicazione di una tassa piatta, la cosiddetta flat tax al 15% in sostituzione delle attuali aliquote e scaglioni IRPEF, proposta avanzata da alcune parti politiche in questa campagna elettorale. E quanto emerge dall'elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi percepiti nel 2020 presentati da 362.000 cittadine e cittadini veneti nel 2021 attraverso i 150 sportelli di CISL disseminati in tutte le province del territorio. Per la CISL la questione fiscale, soprattutto per il lavoro e le pensioni, è una questione importante. Noi stiamo sostenendo da tanti anni che è necessaria una forte revisione del sistema fiscale, soprattutto affrontando e risolvendo il grande problema dell'evasione fiscale, ma anche riequilibrando il sistema attuale che pesa fortemente sulle spalle di lavoratori e pensionati. Ecco, l'analisi di questi dati sui contribuenti veneti che si sono rivolti al nostro CAF evidenzia una preoccupazione, cioè che una riforma fiscale impostata su un'aliquota piatta vada a penalizzare la gran parte dei contribuenti e vada a penalizzare in particolare chi costituisce le persone con reddito più basso nella nostra regione, che sono per la gran parte donne, che sono in gran numero giovani e pensionati anziani over 70. Riteniamo che sia necessario fare molta attenzione per evitare una riforma fiscale che crei ancora maggiori iniquità rispetto a quelle già esistenti. Il campione dei cittadini analizzato dal CAF di CISL Veneto rappresenta una quota pari al 21% della platea dei contribuenti. Con l'intenzione di misurare l'impatto dell'eventuale applicazione di una tassa piatta in termini di tassazione, i dati sono stati elaborati raggruppando i contribuenti in fasce di reddito e determinando per ognuna l'aliquota reale media di imposta sul loro reddito, percentuale calcolata in base all'importo di IRPEF realmente pagato dal contribuente al netto di detrazioni e deduzioni. Noi abbiamo voluto analizzare quale potrebbe essere l'impatto di una flat tax al 15% sulla platea dei nostri contribuenti. Abbiamo preso come riferimento la platea dei contribuenti 730-2021, le persone che si sono rivolte a noi nel 2021 per la dichiarazione di redditi in merito ai redditi percepiti nel 2020. E su questo campione abbiamo visto che nella fascia di reddito tra 0 e 25.000 sono posizionati più del 70% dei nostri contribuenti e in questa fascia l'imposta media sostanzialmente sostenuta dal contribuente è inferiore al 15%, addirittura più bassa nelle fasce più basse che vanno da 0 a 15.000 euro, quindi applicare una tassa piatta del 15% su questa platea vuol dire danneggiare le fasce più basse di reddito, ovvero le fasce più deboli della popolazione, quali giovani under 30, anziani over 60 e le donne.